La sorpresa autunnale di Ryanair, con la cancellazione di oltre 2000 dei suoi voli, colpisce anche gli scali veneti di Treviso e Verona, ma qui le perdite, per così dire, sono contenute, almeno se confrontate con gli altri aeroporti serviti dalla compagnia irlandese. Da oggi fino al 31 ottobre sono in tutto 20 i voli cancellati nella nostra regione. In particolare al Canova di Treviso sono annullati i 2 voli giornalieri, una partenza e un arrivo, da e per Barcellona di mercoledì 20 settembre. Saltato il volo del mattino per Londra di giovedì 21 e quello per Bruxelles di venerdì 22, compresi i rispettivi arrivi. E proprio Bruxelles è il collegamento più coinvolto. Dal 28 settembre fino a fine ottobre cancellati infatti tutti i voli del giovedì con partenza e arrivo a Treviso, per un totale di 10. Solo 4 invece i voli cancellati con partenza e arrivo all'aeroporto Catullo di Verona, dove saltano il collegamento con Berlino e quello con Madrid, entrambi per domenica 24 settembre. Secondo una stima non ufficiale, i passeggeri coinvolti, quelli cioè che hanno già acquistato il biglietto di questi voli da e per il Veneto, sarebbero in tutto oltre 3500. Ad essi l'avviso arriverà o è già arrivato direttamente dalla compagnia e potranno scegliere di cambiare volo gratuitamente oppure di richiedere un rimborso. Associazioni dei consumatori sul piede di guerra proprio sulla questione rimborsi che, avvertono, dovranno essere completi e comprensivi delle spese aeroportuali. Un cambio di programma che, per quanto riguarda Treviso, si sovrappone parzialmente con la chiusura per lavori dell'aeroporto dal 4 al 18 ottobre. In questo periodo i voli saranno spostati a Venezia, tranne ovviamente quelli cancellati.